Secondo me la protesta non serve a niente. Cioè, perché non è che se fanno una protesta cambia qualcosa. Cioè, magari parlare in modo giovanile. Cioè, non con i, magari, diciamo, i vecchi adesso che hanno urlato scarafaggi, vermi di qua e di là. Cioè, senza insultare. Perché sennò la gente non capisce. Cioè, la prendono come una sfida. Capito. Noi dobbiamo essere ascoltati. È lo sfogo di uno dei tanti ragazzi che a ridosso del suono dell'ultima campanella della settimana sono soliti trovarsi nella piazzetta rossa di via Poggora, zona nota per la presenza costante di giovanissimi, molto spesso italiani di seconda generazione, che attirano l'attenzione di passanti e non fanno vivere tranquilli i residenti del quadrato della piazza, né tantomeno i commercianti limitrofi, molti dei quali hanno parlato ai nostri microfoni ma preferiscono non farsi vedere in volto. Litigano di continuo, hanno il coltello, i più grandicelli, tutti quanti. Una volta hanno fatto sangue qui, un'altra volta l'hanno fatto lì, si sono proprio aggrediti di brutto. I ragazzi non hanno rispetto della comunità in cui vivono e delle persone che convivono con loro negli spazi. Vedi la traccia che lasciano, ecco il mozzicone per terra e la lattina e lo sputo. C'è sempre qualche rissa. Sporco perché sporcano, schiamazzi. In mezzo ai ragazzi i punti di vista sono diversi e la percezione del pericolo cambia. Cioè se giriamo magari noi così in gruppo, esatto, ma da sola, però magari io da sola avrei un po' paura. Sì. Un po' di sfaga però dipende dove vai a questo flanco. Cioè il centro no. Poi Periferie non ci vado. Periferie non ci vado neanche molto. Neanche nel paese, cioè neanche nel mio paese.